Salve e ben trovati. Nella clip precedente ci siamo occupati di alcuni aspetti fonetici e della prosodia del nostro italiano regionale. Oggi invece iniziamo ad occuparci di alcuni fenomeni morfosintattici che si manifestano nel nostro modo di parlare e, come ho detto più volte, di scrivere la lingua italiana. Iniziamo con l'analizzare la cosiddetta polivalenza del pronome relativo che. Polivalenza che cos'è? È una sorta di semplificazione che può riguardare i pronomi, ma anche, come vedremo fra un po', le preposizioni. Ora, se prendiamo il pronome relativo che, notiamo che nell'italiano regionale sardo esso ha la possibilità di avere usi differenti, con più interpretazioni o significati rispetto a quelli previsti dall'italiano standard. In Sardegna spessissimo sostituisce i pronomi in cui, di cui, del quale e così via. Prendendo le esemplificazioni riportate da Ines Loi Corvetto nel suo Italiano regionale di Sardegna, capita di sentire e di pronunciare frasi come Maria è una che ci si può fidare, per Maria è una di cui ci si può fidare, l'affare che ti ho parlato non si concluderà, invece di l'affare di cui ti ho parlato non si concluderà, è una delle poche zone che ti servono il vino buono, è una delle poche zone in cui ti servono il vino buono, qui il che ha un valore locativo. C'è stato un momento che ho sentito paura, invece di c'è stato un momento in cui ho sentito paura. Questo è il libro che ti ho detto, per questo è il libro di cui ti ho detto, di cui ti ho parlato. Arriverà il giorno che dovrà restituirmi tutto, invece di arriverà il giorno in cui dovrà restituirmi il tutto. Se è vero che la polivalenza del pronome relativo che non esiste solo nell'italiano regionale di Sardegna, poiché la si trova anche nell'italiano colloquiale parlato nella penisola, è anche vero che lo stesso fenomeno è presente in lingua sarda e quindi possiamo dire che oltre a degli usi previsti nella stessa lingua italiana, il fenomeno della polivalenza può essere attribuito anche a una interferenza fra la grammatica della lingua sarda e la grammatica della lingua italiana. Questo per quanto riguarda la nostra isola, la Sardegna. Perché per esempio in sardo le stesse frasi che abbiamo citato poc'anzi suonano così: Maria est una chi di vode fidai, sa cosa che da punnau non sa da fai, est unu dei spagullogusu chi diserbiti binu bellu o binu bonu. Ricordo che in sardo l'aggettivo bellu assume anche il significato di buono. Faccio un esempio: il concetto di acqua potabile nell'area meridionale, soprattutto nel Campidano di Oristano, viene reso in sardo con acqua bella a buffai. Un buon vino si dice che questo vino è bello. Capita anche di sentire bonu, ma bonu si lascia più per indicare, faccio un esempio, un bambino si dice questo più è bonu, cioè fa da bravo, si comporta bene, mentre bello accompagna spesso anche dei sostantivi per indicare il concetto di buono. Doi esti stettia uniscutta chi appudimmiu, questo è sul libro chi da punnau, ad all'ompi sadighi ma da torrai dottu. Vedete che c'è proprio una corrispondenza fra la polivalenza del pronome relativo chi in sardo e la polivalenza del pronome relativo che in italiano.
ma in Sardegna, soprattutto fra parlanti con un basso livello di istruzione, il pronome relativo che può sostituire per semplificazione anche i pronomi a cui, al quale, dalla quale, con il quale e così via. Vediamo qualche esempio. Quello è il signore che gli hanno preso l'auto, per dire quello è il signore a cui hanno preso l'auto, al quale hanno preso l'auto. Nel giornale ho letto di un signore che gli hanno messo una bomba sotto la macchina, a cui hanno messo una bomba. Abbiamo invitato quella signora che ci vado oggi, cioè dalla quale andrò oggi. Mi ricordo che avevo una bicicletta che giravo ogni giorno, con la quale giravo ogni giorno. E come ci ricorda Ines Loi Corvetto, il fenomeno della polivalenza nell'italiano regionale sardo riguarda anche l'uso di alcune preposizioni, in particolare la preposizione a e la preposizione in, sia considerate come preposizioni semplici, sia considerate come preposizioni articolate. Sto partendo a Roma, spesso diciamo in Sardegna. Ti darò la risposta al telefono. Maestra, gli dica cosa, mi sta tenendo a una manica. Torneremmo sul gli dica cosa in una delle clip successive. In una delle clip precedenti invece abbiamo ricordato anche l'espressione sono andato a Cagliari a treno. In questi tre esempi la preposizione a sostituisce la preposizione per. Sto partendo per Roma, dovremmo dire in italiano standard, ti darò la risposta per telefono, mi tiene per una manica. Ma nell'italiano regionale sardo diciamo anche che il libro è nel tavolo e non sul tavolo, nella cima della montagna c'è una casa e non, come dovremmo dire in standard, sulla cima della montagna c'è una casa. In questi casi la preposizione in sostituisce la preposizione su. Ovviamente si tratta in questo caso di preposizioni articolate. Chiudo l'appuntamento odierno della nostra rubrica ribadendo che il fenomeno della polivalenza non caratterizza solo l'italiano regionale di Sardegna, ma per certo in Sardegna risente delle corrispondenti strutture della lingua sarda. Seu movendi a Roma, diciamo in sardo, tappa torrai sceda su dell'effonu, maista neridì di cosa che madaganfao a una maiga, diciamo in sardo. Bene, io mi fermerei qui, continuate a seguirci e come sempre, asidorrà avere un saluto.